Su proposta dell'azienda ULS 4, questa mattina al distretto sociosanitario di San Stino di Livenza si sono radunati i sindaci del Veneto orientale per vaccinarsi contro il virus influenzale. Vaccinarsi contro l'influenza è molto importante perché in questo modo si riesce a prevenire l'infezione e quindi anche la malattia. Ultra 65 anni, donne in gravidanza, persone con patologie cardiache o respiratorie o che soffrono di diabete, ma anche lavoratori di particolari attività come gli operatori sanitari o dei servizi pubblici essenziali sono le categorie sulle quali i virus che circolano nella stagione invernale risultano particolarmente aggressivi. Per tutte queste persone è consigliabile fare la vaccinazione per evitare la malattia e le complicanze della malattia. La vaccinazione antinfluenzale solitamente si comincia dai primi giorni di novembre e dura per tutto il mese di novembre e si protrae anche per buona parte del mese di dicembre. Conviene cominciare a vaccinarsi prima che arrivi l'ondata epidemica che è attesa per la fine di dicembre, prima quindicina di gennaio. Quelli contenuti nel vaccino quindi sono 4 virus e l'immunizzazione nei confronti dei virus che circolano maggiormente viene garantita dalla somministrazione del vaccino quadrivalente. Per dare il buon esempio ai cittadini, dunque, 14 sindaci del Veneto orientale si sono fatti testimonial della campagna dell'ULS 4 Io mi vaccino per sostenere l'importanza della vaccinazione contro il virus influenzale. È una testimonianza che personalmente non mi costa neanche tanto, visto che è mia abitudine e con l'approssimarsi della stagione invernale anche fare questo tipo di prevenzione. I disagi di una malattia sono diversi sia sul fisico, poi anche sulla vita familiare, sulla vita anche lavorativa, eccetera. Per cui questa è una prevenzione che non costa niente e al tempo stesso fa risparmiare risorse umane e anche risorse economiche.